amici bellini, è la tentazione di fare un video vuoto, cioè di un bel 8 minuti di video vuoto ce l'ho, però io rispetto troppo la mia community e quindi non posso, uno scherzo una volta si fa, ma invece dobbiamo parlare perché ha dato delle risposte, poi non ha dato titoli, poi le risposte vanno capite perché sta così incazzato, perché liquida domande che poi posso... cominciamo, dai. Del cappello, ho bisogno di uno shampoo prima di poter cominciare la giornata, dopo devo andare a suonare. Benvenuto Roberto Longo e a tutti i nuovi iscritti. Qualcuno si iscriverà adesso perché cercando la conferenza di Conte non trova niente e magari ha trovato a me per sbaglio. Benvenuti e lasciate un like se ci avete capito qualcosa, perché è una conferenza tra le più brevi che io mai ricordi mai. Ricordate da quando Lombardo ha detto noi facciamo le conferenze più lunghe di tutti, 20 minuti, 25 minuti, no, non è vero. Purtroppo quando dici così poi uno sta con l'orologio in mano a controllare. Conferenza brevissima, ci aggiungiamo un particolare, devono partire per Udine, quindi probabilmente si sono anche detti andiamo velocissimi, domanda secca, la risposta sarà secchissima, anche perché di solito gli allenatori prendono anche una pausa, no? Mentre stanno rispondendo. Alla pausa, dove tu puoi anche continuare a rispondere ed elaborare, Guido Baldari era subito ok, la prossima, quindi grazie a tutti, cioè era stabilito che fosse così breve, sotto questo punto di vista non c'è dubbio, però l'atteggiamento, alcune domande le ha liquidate senza praticamente rispondere. Andiamo a vedere, e una ve la faccio ascoltare perché è quella dove io volevo una risposta e non l'ho ottenuta. Ci spostiamo, la faccia di Conte è questa, rispetto alla prima domanda dove gli si chiede cosa lascia qualcosa, cosa lasciano queste due le ultime due partite, le ultime due sconfitte, e Conte lapidario dice 0 punti, lasciano 0 punti e l'eliminazione in Coppa Italia, questo lasciano, non lasciano nient'altro, quindi lascia intendere che non lasciano strascichi, che non aprono crisi eccetera eccetera, lasciano solamente gli 0 punti. Dopodiché come si riparte, allora ci riprova il seguente giornalista, dice come si riparte dopo queste sconfitte, e Conte dice lavorando, ma faticati, lavorando per 3, così come si riparte anche quando si vince, sempre lavorando, non cambia niente. Siamo arrivati a 5 mesi di lavoro dal primo allenamento, insomma, come se è contento, qualcosa che l'ha sorpresa, qualcosa che insomma, Conte dà la solita risposta, sono contento dell'energia che si è creata con i ragazzi a Castelvolturno, anche con i tifosi, oddio tutto è migliorabile, ma sono contento, vabbè, quindi così. Neres per Kvara, la domanda è abbastanza logica, ce l'aspettiamo ed è un tema importante, io lo vedo come una soluzione naturale se manca Kvara mettere Neres, e invece Conte è un pochino possibilista, dice la domanda è stata posta anche se sarà Neres al posto di Kvara, cosa può dare in più di diverso, e Conte liquida dicendo domani vedrete, perché abbiamo provato varie cose, e poi dice anche una cosa che non ho capito onestamente, me la potete dire voi nei commenti. Ma come si spiega? Non so, non capisco, ecco. Le dirò subito, le dirò. No, l'anno che sono nato io era bisestitico. Lui dice abbiamo un altro allenamento domani in hotel. Allenamento in hotel, puoi fare una seduta tattica con le TV, non pensi che in hotel fai un allenamento, a meno che l'hotel non significa che ha poi dei campetti, questo non l'ho capito, faccio io lo gnorri e non ho capito che intende per allenamento in hotel. Noi conosciamo i scudetti persi in hotel, ma gli allenamenti in hotel sono una cosa nuova. Insomma, non ci conferma al 100% che sarà Neres, e qualcuno parla di Raspadori, e il Raspadori significherebbe cambio modulo, e il cambio modulo significa la domanda che sta per arrivare. Comunque, che mentalità serve per battere l'Udinese? Che mentalità deve servire? Domani, insomma, vedremo se il Napoli ha fatto lo step di mentalità, che dopo la sconfitta si riparte e si lascia alle spalle, o se la mentalità è rimasta la stessa, o se abbiamo fatto un passo indietro. Quindi
0-0, nessun tipo di risposta. Anche perché questo non è nessun tipo di domanda. Che mentalità serve? Vabbè, ti poteva rispondere in calcese, tipo serve la mentalità vincente, le squadre, attenzione, la trappola, la squadra piccola, però l'Udinese gioca bene. Insomma, qualcuno poi gli chiede proprio le insidie dell'Udinese, almeno ti dà un assist per poter parlare delle caratteristiche dell'avversario, di quello che ci possiamo aspettare. E Conte pure qua non è che va elaborando, dice l'Udinese è partita forte, è una squadra forte fisicamente, loro sempre puntano su squadre forti fisicamente, è il primo anno del loro allenatore, hanno avuto un momento, poi si sono ripresi, l'ultima partita l'hanno vinta, e questo lo sapevamo un po' tutti. E comunque chiude la domanda così. Io più che altro, se gli fosse arrivata una domanda specifica, dice guarda che l'Udinese, lei lo saprà benissimo, è passata da una difesa a 3, da un 3-5-2, 3-5-1-1 a una difesa a 4, ritiene di fare qualcosa di diverso rispetto, magari gli fai almeno sapere che tu l'Udinese te la sei guardata. Ma non gli arriva questo tipo di domande, e quindi Conte non elabora, approfitta per liquidare tutte le risposte. E poi arriva la domanda sulla nostra difesa a 3, e questa la dobbiamo ascoltare. C'è nei piani futuri, non mi riferisco solo alla gara di domani, un ritorno a un modulo con la difesa a 3 per ridare all'attacco, alla fase offensiva, qualche opportunità in più, anche magari in virtù dell'assenza di Kvara? Allora, partiamo dalla domanda, perché la domanda presuppone un discorso che in città, nell'ambiente, si sta facendo, e noi ne abbiamo parlato, abbiamo analizzato, cioè che il Napoli forse aveva un pochino più di imprevedibilità quando aveva quel modulo col 3-4-2-1. È importante parlare in questo momento dei numeretti, perché poi Conte darà una risposta che ti toglie un pochino i piedi da sotto alla terra, onestamente. I due trequartisti, ricordatevelo, un po' più interni, che potevano creare delle cose. Adesso il Napoli con il 4-3-3, è importante dirlo perché sto sentendo molta confusione. Ieri ho sentito a Salvatore Esposito come rappresentante dei tifosi del Napoli a cronache di spogliatoio dicendo ma quello perché ha dovuto mettere McTominay trequartista. McTominay non sta facendo il trequartista. E se noi poi siamo noi imprecisi nell'analisi delle partite, è chiaro che Conte dice ma io che mi metto a parlare con voi che poi non vedete le cose, basterebbe guardare le posizioni medie se non vuoi capirlo in partita. McTominay è diventato mezzala a tutti gli effetti, sta facendo il ruolo di Zielinski, sta facendo il ruolo di Hamsik. Attenzione, quindi questa è la domanda. Quindi parlare di difesa a 3 per poi migliorare, in realtà è il cambio modulo per tornare indietro, dove si creavano più presupposti, ma dove in realtà si supiva anche di più. Il Napoli adesso sta facendo più possesso, sta dominando un pochino di più le partite, però è un po' più sterile e un pochino più prevedibile. La domanda è interessante se la sviluppi bene. Conte risponde così. Non capisco la domanda, perché a livello di numeri 4-3-3 sono 3 attaccanti, 3-5-2 sono 2 attaccanti, anche a livello numerico non sarebbe una diminuzione passare al 3-5-2. Detto questo, stiamo provando diversi moduli, questa settimana ne abbiamo provati tanti, poi vedremo quale sarà il migliore per questa squadra. Allora, l'impressione sapete qual è? L'impressione che ho io, poi mi sbaglio magari, che Conte non ha alcuna stima dei suoi dirimpettai, dei giornalisti, dell'ambiente. Non dico che non abbia stima dei tifosi, perché noi sappiamo che una fetta di tifosi è molto competente e si appassiona di tutte queste cose qua. Però che tu rispondi che il 4-3-3 rispetto al 3-5-2 c'hai un attaccante in più e quindi sarebbe una diminuzione in attacco giocare con il 3-5-2, non ci devi prendere per stupidi. Puoi prendere per stupidi una fetta dell'ambiente e dei giornalisti che so di per certo che la partita non se la vedono e che ti raccontano il calcio in base al risultato. Però c'è una fetta, e devi saperlo Antonio, che invece approfondisce e che sa benissimo che tu puoi essere molto più offensivo anche con il 3-5-2 rispetto a un 4-3, dipende dalle caratteristiche dei giocatori che metti.
noi prendiamo sempre l'esempio dell'Inter, che col 3-5-2 però comunque è una squadra votata all'attacco, dove le ali arrivano a concludere l'azione, dove il braccetto arriva addirittura a fare il cross per l'altra ala che sta andando, quindi da quinto a quinto, addirittura da terzo a quinto, a volte da terzo a terzo, quindi con Çalhanoğlu che resta insieme al centrale per coprire e gli altri che vanno, perché va Barella, va Mkhitaryan, va Frattesi. 3-5-2, ma una squadra molto offensiva, non è assolutamente una diminuzione in attacco, anzi. E se parliamo del Napoli, tu avresti potuto approfondire dicendo: noi abbiamo iniziato con 3-4-2-1, quindi con 2 trequartisti dietro la punta, con a turno i 2 esterni, Olivera e Mazzocchi, per capirci, che possono andare fino in fondo. Insomma, la domanda si poteva sviluppare, la risposta poteva essere interessante. Se ci rispondi il 3-5-2 è meno offensivo del 4-3-3, mi dispiace, ma non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Ed è una risposta che mi fa dolore fisico. Vuol dire che tu non ci vuoi far crescere sotto questo punto di vista, non hai alcuna intenzione, ti vuoi fare i fatti tuoi e non hai grande stima dell'ambiente, e lo capisco pure, però io soffro se poi arriva una domanda dove tu puoi parlare di campo, perché tutti commentano così: ma che ci fosse una domanda di campo. E quando c'è una domanda di campo però non la liquidare così, approfondisci, dacci soddisfazione. Purtroppo non c'è stato questo approfondimento. E però Conte dice anche: abbiamo provato varie cose, quindi l'idea che per forza sarà Neres al posto di Kvara a questo punto per me traballa, e vediamo con la lavagnetta cosa possiamo mettere al posto di Kvara. Conte è incazzatissimo. Conte non ho capito se sta ancora soffrendo per la settimana sciagurata, perché sei uscito volontariamente dalla Coppa Italia e non hai avuto un ritorno in termini di punti in campionato, e probabilmente l'ha accusato il colpo. Ti potevi aspettare di più dalle seconde linee in Coppa Italia, ti potevi aspettare di più dalle prime linee quando poi freschi sono entrati contro la Lazio, e non lo sappiamo, però lo vedo bello incazzato. Speriamo che la squadra sia altrettanto incazzata e trasformi questa incazzatura in grinta in campo per affrontare un Udinese che tatticamente, io vi dico, può essere una sorpresa. Attenzione. Poi altra domanda che questa volta diventa un po' rivoluzionaria, perché dice: visto che restiamo ancora in tante squadre in pochi punti, vuol dire che sta migliorando il livello del calcio? Si parla sempre del livello del calcio italiano, e si fa il parallelo questa volta con la nuova Champions, cioè se la nuova Champions non cuba punti, perché dice: allora dovete cambiare un po' la narrativa e non potete più dire che rimanere in Champions, rimanere nelle coppe toglie punti in campionato, perché non sta succedendo. Squadre che stanno facendo benissimo in Coppa stanno continuando a mantenere un grande ritmo anche in campionato, allora quella cosa non funziona più. Tornate da me che in Coppa è meglio starci. E Conte ne approfitta per aggiungere un suo classico, un grande cavallo di battaglia, che le italiane si sono state brave a creare una rosa profonda in grado di affrontare le 2 competizioni, quindi sono state brave loro, e sempre a sottolineare: noi non stiamo nelle coppe, quindi la mia rosa è limitata e limitante. E poi l'ultima domanda: quanto potrà essere importante l'approccio in una partita del genere, visto che l'Udinese fisicamente è così, e Conte anche qua liquida snobbando la cosa. E qua lo capisco pure, perché che cazzo significa quanto è importante l'approccio? Lo sappiamo che il Napoli parte sempre forte, ma Conte risponde: non è importante l'approccio e non è importante il finale della partita, sono importanti tutti i 95-100 minuti, perché non è che fai bene l'inizio e poi ti squagli, oppure parti male e poi vai forte alla fine. Devi mantenere l'intensità per tutta la partita, e questa è una risposta logica. Insomma, male proprio. Non c'è molta trippa per i titoli. Qua vediamo la situazione, perché l'Udinese sono 2 partite che è passata a 4. Io ho guardato un pochino, non ho approfondito onestamente, però secondo me si parte da quella indisponibilità di tutti. Il gigantone che gioca nella difesa dell'Udinese accanto a Biol, però c'è anche Giannetti, e per ovviare a questa squalifica credo che l'allenatore sia passato a 4. Però a 4 questo, per esempio, Zemura va
finisce, che faceva il quinto, finisce molto spesso a mettere dei cross così, quindi è una difesa a 4 con i terzini che vanno parecchio. Quello che sappiamo è il terminale, cioè Lucca con alle spalle Thauvin che gioca insomma tra le linee, quindi questo 1-1 finale. Poi a centrocampo vediamo Heckelkamp, Lovric eccetera eccetera. Dovrebbe tornare tranquillamente Biol nella situazione e stiamo in campana. Per quanto riguarda il Napoli, la cosa logica che io mi aspetto è Neres al posto di Kvara, come abbiamo visto tante volte, quindi un Napoli che non cambia tantissimo, però se Conte si vuole lasciare Neres come arma per dare una sferzata alla partita nel caso in cui non stessimo bene, potrebbe utilizzare due soluzioni. Una Ngong è qui, che comunque fa la sua partita offensiva e un pochino ti garantisce anche il lavoro che faceva a Kvara, e quindi c'è Neres dopo. Oppure se vuoi utilizzare Raspadori, questa volta però non lo utilizzi esterno sinistro, lo utilizzi un po' più vicino a Lukaku per quanto mi riguarda, e quindi potresti in qualche modo specchiarti con l'idea dell'1-1 finale, Thauvin, Lukaku, Raspadori. A quel punto come te la giochi? Alzando un pochino Olivera? Quindi traslando un pochino qui, avendo una situazione con Politano, e guardate che come somiglia un pochino di più a quello che era il Napoli, quello dell'inizio. Quindi la domanda non era nemmeno poi tremenda. E quindi McTominay, Raspadori può finire da quest'altra parte, quindi anche McTominay può finire un pochino nella zona Kvara, o lo può fare anche da quest'altra parte ovviamente. Quindi da trequartista con Politano sempre un pochino più sacrificato, sappiamo che lo fa e quindi si può fare. Avrebbe una sorta di parvenza di 3-5-2, e consideriamo i 5 questi qua, con McTominay con licenza di andare, oppure di 3-4-2-1 se McTominay lo metti fisso là, e abbiamo questa situazione qua. Si può fare tranquillamente, ed è una possibilità che il Napoli ha, e secondo me su questo hanno lavorato. Conte ci dormirà su e poi deciderà. Non è stata una bella conferenza, onestamente, non ci sono stati grandi titoli, non c'è stata grande soddisfazione, non ci sono stati sorrisi, c'è tensione, credo che sia evidente e palpabile che c'è tensione. L'ultima frase, quando lui disse è meglio che non la facevo questa conferenza, si trascina anche su questa, e quando pare non le vuole fare più. Si troverà d'accordissimo con Lombardo, che ci dirà a un certo punto ma quante conferenze volete, ma smettiamole, e forse c'ha ragione anche lui. Insomma, chissà se questo potete lasciare i like finali, se insomma anche l'andamento delle squadre, perché è stata una giornata europea anche ieri con la Lazio che dimostra di non lasciare niente. Questa è una cosa che anche Conte ha detto in conferenza, me la sono persa, ma tanto cambia poco, la solita frase, dice avete visto, per sottolineare che il Napoli sta affrontando squadre forti. La Lazio ha vinto con l'Ajax con 9 undicesimi di quelli che ha utilizzato in Coppa Italia, e la Lazio li sta alternando bene, e sta utilizzando Pedro come io avrei voluto utilizzare Mertens, che tra l'altro mi pare fa un altro assist con Galatasaray. Insomma, la Lazio molto bene anche in Europa. La Roma sembra di aver trovato un pochino più di tranquillità e vince in Europa, e la Fiorentina dilaga, quindi questo dà consapevolezza. Ti può stancare un pochino, ma dà consapevolezza a queste squadre. Ora non ci preoccupiamo della Roma perché sono molto indietro in classifica, però la Lazio e la Fiorentina rappresentano quelle due squadre che ti danno pericolo per quei 4 posti. Ricordiamo che Inter e Fiorentina ne devono recuperare una, ricordiamo che ne deve recuperare una anche il Milan ha problemi interessantissimi, che ieri non vi siete visti il video, non tanti, ma abbiamo parlato di Fonseca ed è importante parlarne, perché ecco, lì la comunicazione ha preso una piega diversa. Parliamo di accuse abbastanza gravi nei confronti dei giocatori. Diverso è quello che sta succedendo con Motta,
che invece si stringe intorno al gruppo e se li difende nella loro interezza, mentre Conte mi sembra un pochino aver scelto i suoi uomini, e speriamo insomma che non sia una scelta che poi paghi sul lungo, perché ci sarà da battagliare. L'Atalanta, l'Inter, la Lazio, la Fiorentina, la Juventus e il Milan, vediamo come recupereranno, ma io credo che la Juventus potrà recuperare terreno in classifica. Sono tante le squadre per entrare in Champions. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi abbraccio e vi bacio. Conte si è rotto il calcio e purtroppo questo è al momento. Speriamo che le vittorie gli diano una nuova serenità, perché io così non me lo fido di vedere.